In occasione della venuta del candidato alla presidenza della regione siciliana d'Agrigento, il senatore Renato Schifani, alla manifestazione indetta da Forza Italia organizzata dal deputato regionale Riccardo Gallo, cui hanno partecipato anche diversi esponenti della coalizione di centrodestra, i candidati di Forza Italia, ha preso parte anche la senatrice Stefania Craxi, candidata al collegio di Agrigento e Caltanissetta al Senato. Stefania Craxi è intervenuta al dibattito moderato dall'avvocato Nino Graziano, spiegando le ragioni della sua candidatura in Sicilia, dichiarando che se i cittadini di questo splendido territorio, che è stato illuso e disilluso, me ne daranno la possibilità, sarei onorata di rappresentarli in Senato della Repubblica. È un compito di cui mi sento forte la responsabilità. Sono qua per strappare voti per un collegio, sono qua per prendermi un impegno con una comunità. Chi mi conosce sa che sono una donna appassionata, che non faccio promesse, ma so assumermi responsabilità. E a proposito di responsabilità, c'è chi vi chiede il voto contro, vi chiede contro l'avversario politico, che poi saremo noi, chi vi chiede un voto scommettendo sull'instabilità. Noi di Forza Italia, insieme a tutta la coalizione centrodestra, vi chiediamo un voto per la governabilità, per la responsabilità, per la stabilità, che sono i primi fattori di crescita di un paese. Ci assumiamo la responsabilità di governare la Sicilia e l'Italia in un momento difficilissimo per il paese, un momento difficile nella storia dell'umanità, gravido di pericoli enormi. Ma noi questa responsabilità ce l'assumiamo. Noi di Forza Italia, che è un partito che ha chiamato a sé molte persone che vengono da esperienze diverse, è uno spazio di libertà che ci consentirà di batterci per l'interesse nazionale, che sarà il terreno con cui ci incontreremo con i nostri alleati per il governo del Paese. La Sicilia oggi si presenta come una medaglia a due facce. Da un lato una Sicilia con un'impresa innovativa, importante, un terziario al servizio di quell'impresa, un'agricoltura di eccellenza, penso ad esempio al settore vitivinicolo. Dall'altra un'altra faccia che è quella di una cultura atavica, portata all'assistenzialismo. Bene, bisogna riunire quelle due facce di una stessa medaglia sul lato positivo. Possiamo farlo investendo sull'anima mediterranea della Sicilia. La Sicilia è già un grande hub energetico. Dall'Africa arrivano dalla Libia fino a Gela, dalla Tunisia fino a Mazara del Vallo, le due grandi interconnessioni energetiche che portano energia a tutta l'Italia. La Sicilia può diventare il centro degli scambi politici, economici, commerciali del Mediterraneo. Possiamo unire quelle due facce investendo sui giovani, non disegnandogli un futuro da mantenuti, ma disegnandogli un futuro dove possano realizzare i loro sogni. La Sicilia può farcela. La Sicilia ha dato al mondo immagini di bellezza, di coraggio. Basti pensare a uomini insigni che sono conosciuti in tutto il mondo, da Sciascia, Pirandello, Verga. Basta pensare ai moti patriottici che sono partiti dalla Sicilia e che hanno dato esempio di coraggio a tutta l'Italia e a tutta l'Europa. Noi dobbiamo lavorare perché i giovani siciliani siano all'altezza della loro storia. Auguri di successo a tutti.